Il problema di via Novellette è un problema che il comune conosce benissimo. Ma lo conosciamo già dal 2014, è un problema ereditato che abbiamo affrontato subito. Un primo progetto prevedeva la sistemazione del ponticello sulla roggia, progetto però poi accantonato. Il consorzio di bonifica stesso, tramite i loro esperti, ci dicono che rifare quel ponte non risolve il problema, ma attenua quello che è lo scorrimento dell'acqua. Il problema invece è vero di un'esondazione possibile come sono avvenute 3 anni fa, resta ed è evitabile solamente facendo una vasca molto ampia con un importo veramente importante a nord-ovest delle scuole di via San Zenone. Un conto dunque, sottolinea il sindaco Martini, è rifare un ponte e spendere poco meno di 20.000 euro. Tutt'altra cosa è realizzare un bacino di contenimento. Morena Martini comunque rassicura. Se questo può bastare per tranquillizzare le persone, siamo disponibili a farlo già per la fine dell'anno. Deve essere chiaro comunque a tutte le persone che abitano in via Novellette che il problema non si risolve alzando e ristrutturando quel ponte, ma si risolve solamente se noi siamo disposti a fare una grande vasca in territori che tra l'altro dovrebbero essere espropriati perché non sono del comune, con un esborso di spesa molto importante che supera i 300.000 euro. Ma ci sono possibilità di vedere fatto questo bacino? Ma il bacino è solo una proposta che ha fatto il consorzio per poter risolvere il problema. Nel momento in cui si decida questa via si aprono una serie di incontri che vedranno la collaborazione del comune, del bacino e naturalmente della Regione del Veneto.